Il Movimento 5 Stelle ha presentato alla stampa il testo della mozione di sfiducia al governo Crocetta. Il documento è stato sottoscritto anche dal gruppo parlamentare della lista Musumeci. Non vogliamo più essere complici di questo teatrino, ha spiegato il capogruppo del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri, che ha aggiunto: questa mozione è uno spartiacque. Non si dica che non abbiamo tentato il dialogo. Abbiamo proposto a Crocetta pure un documento con 5 punti che non ha avuto nessun seguito. Come nessun seguito, continua Cancelleri, ha avuto l'accordo per andare a vedere l'impianto di trattamento di Vedelago, capace di riciclare fino al 99% dei rifiuti. Nella mozione di sfiducia proposta si legge: su alcune questioni come rifiuti ed energia, anzi ha provveduto a emanare o valutare provvedimenti che vanno in direzione diametralmente opposta agli interessi dei siciliani, tutelando invece ben identificabili interessi particolari. A spingere i deputati pentastellati sulla strada della mozione è stata la volontà del popolo 5 Stelle, che nei giorni scorsi era stato chiamato a votare online sull'eventuale sfiducia al governatore. E intanto a Palazzo dei Normanni si parla di non validità della mozione a causa della rinuncia di uno dei firmatari della lista Musumeci, che però sarebbe stato sostituito dal deputato PDL Falcone. Quindi quest'ultimo uscirebbe dagli schemi dettati dal suo partito. Infatti il gruppo del PDL e il PID non sono d'accordo a presentare la mozione in questo momento perché prima, dicono, occorre dare priorità alla legge finanziaria.